Sono Manuela Ulivi, sono un'avvocata, ho fondato il Centro Antiviolenza per le donne maltrattate di Milano e costruito insieme a tante altre donne la rete dei centri antiviolenza Dire. Il disegno di legge Pillon impone la mediazione obbligatoria, fatto che è vietato dalla Convenzione di Istanbul nelle situazioni di violenza domestica. Le situazioni di violenza domestica non si possono trovare immediatamente nel momento in cui la donna scappa e quindi non vengono riconosciute, secondo quello che dice lo stesso proponente della legge, se non dopo sentenze passate in giudicato, il che vuol dire che la donna che scappa da una violenza dovrebbe essere costretta a trattare con il proprio maltrattante. Quindi questo è un elemento che assolutamente non solo è vietato dalla Convenzione internazionale di Istanbul, ma mette in grave pericolo la donna, e quindi questa è una delle ragioni più importanti per cui noi non siamo d'accordo con questo disegno di legge. Poi ce ne sono tantissime altre che riguardano la relazione con i figli e il fatto che i figli diventano praticamente degli oggetti e non dei soggetti di diritto da ascoltare e da seguire in modo diverso a secondo delle situazioni familiari in cui ci troviamo.